l'argomento sono le tasse. Sì, è un brutto argomento, ma questa volta è un argomento di grande felicità perché noi aboliamo completamente ogni addizionale regionale sull'IRPEF, che peraltro fino ad oggi era la regione che l'applicava in maniera meno pesante, non solo numericamente sui cittadini, perché non sono nemmeno 500.000 i cittadini che oggi pagano lo 0,50 di addizionale regionale, ma non solo era la meno pesante in Italia, ma era anche quella applicata in maniera minore, che dava anche un gettito minore. A noi questo gettito lo abbiamo sempre utilizzato per ripianare il deficit della sanità, peraltro un deficit minimo che permette ovviamente alla nostra sanità di essere tra le migliori e le più eccellenti in Italia e in Europa. Oggi come oggi, con una razionalizzazione che nel tempo abbiamo saputo operare nel sistema sanitario, possiamo avere un bilancio a pareggio e di conseguenza eliminare anche questo balzello, piccolo o grande che fosse, dalle tasche dei cittadini veneti e quindi presentarci comunque con un bilancio di previsione di tutto rispetto, ma presentarci soprattutto alla Corte dei Conti, al tavolo di monitoraggio della sanità e al nostro rating di Moody's, sempre con i conti perfettamente in regola, perfettamente in ordine e quindi con un respiro in più per i nostri cittadini.